E ora sono i bambini a scendere in piazza insieme ai loro genitori. Sulla vicenda delle insufficienti pulizie delle scuole della provincia di Venezia, circa 150 persone hanno manifestato la loro preoccupazione davanti alla sede municipale di Favaro Veneto. Rappresentano 1 migliaio di studenti di scuole materne e primarie di Campalto, Tessera, Dese e Favaro e chiedono che nei loro istituti si torni a pulire tutti i giorni e non solo poche ore alla settimana. Molto poco, perché il tempo è stato dimezzato, poi una cattiva gestione anche degli orari, quindi voglio dire anche il poco tempo che hanno non è neanche sfruttato bene e ci sono tutte situazioni diverse comunque, perché in tutti i plessi li hanno dimezzate. I genitori hanno chiesto anche l'intervento dell'ASL, che ha verificato la situazione igienica, dichiarando comunque agibili una buona parte delle scuole. Genitori e bambini chiedono risposte, a loro giungono solo voci non confermate e vengono rinviati da un ufficio all'altro. I genitori sono comunque lavoratori, dicono, che spesso arrivano in ritardo in ufficio perché non sanno al mattino quale situazione troveranno nelle scuole dei figli, che specie in casi di allergie o malattie sono a rischio. Ieri ad esempio una classe della Collodi li abbiamo tenuti fuori perché era per 3 giorni, dal terzo giorno consecutivo che non veniva pulita. Però abbiamo dato anche delle alternative, abbiamo dato delle possibilità, però abbiamo chiesto di andare a pulire noi e non lo possiamo fare perché se no andiamo contro, lediamo i diritti di altri lavoratori. Vogliamo la nostra scuola pulita! Vogliamo la nostra scuola pulita! La protesta potrebbe ripetersi lunedì mattina con un corteo che partirà dalle scuole per arrivare fino alla municipalità di Favaro.